Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Signori, Napoli-Cremonese a poche ore dalla partita, visto che si giocherà questa sera alle 20:45, quindi fra 2 orette circa. Allora signori, io ve lo dico ora, vediamo questa sera di portare a casa i 3 punti. Vediamo stasera di portare a casa i 3 punti, visto che domani sera giocheranno, se non sbaglio, Milan-Juventus. Quindi possiamo guadagnare punti sulle inseguitrici. Visto che mo mi volete far cagare sotto, perché qua non sappiamo nemmeno si chiama a fare Champions League, si riuscimmo, perché la squadra in questo momento è totalmente disperata. Diciamoci la sincera verità. Diciamo le cose come stanno. In questo momento in casa Napoli c'è un umore cattivo, perché da che dovevamo vincerle tutte, poi l'Inter le perdeva, è successo quello che era successo con i 91 punti di Sarri, pari, morale che sta scendendo, anzi vi ricordo la partita proprio di Como Inter ricorda moltissimo quella che fu Inter-Juventus, dove la Juventus vinse nei minuti di finali e Napoli poi andò a Firenze, tracollo totale della squadra di Sarri. Ecco, mi sembra quella stagione lì, abbiamo avuto lo stesso tracollo. Quindi questa sera cercate di vincere, perché io non voglio gli ma pure su Napoli-Cremonese, perché dovrebbe essere scontata la vittoria del Napoli questa sera. Ho letto qualcosina, forse Højlund questa sera non sarà disponibile. Innanzitutto iscrivetevi al canale, è gratis, date al papigio, stiamo raggiungendo numeri incredibili. Addirittura il video di ieri che parlava di Lukaku, un video così di informazioni, ha raggiunto e superato le 4.000 visual, e io vi ringrazio, perché se questo canale continua ad andare avanti e continua a crescere è soprattutto grazie a voi ragazzi, è soprattutto grazie a voi che questo canale nel corso di questi anni è cresciuto, ha superato i 15.000, i 10.000, i 15.000, una cosa incredibile, indescrivibile. Grazie veramente tanto. Stavo dicendo proprio di Napoli-Cremonese, ho letto sul gruppo Telegram che trovate qui sotto in descrizione ed è gratis con le news H24 per quanto riguarda il Napoli, che Højlund ha recuperato da un problemino fisico che ci ha avuto ieri mattina. Addirittura era messa in dubbio la presenza del ragazzo, si parlava già di giovane titolare. Non ci dovrebbero essere questa sera i fantastici 4, i Fantastic Four come li chiamano loro, perché questa sera dovrebbe giocare De Bruyne e Alisson Santos, poi con McTominay che scala dietro, quindi ci sarebbe questo cambio, no? Lobotka-McTominay, laterali Gutierrez e Spinazzola, Politano che dovrebbe fare la panchina, e lì davanti Alisson, De Bruyne, e ancora più davanti ci dovrebbe essere proprio Højlund. Attenzione, perché quello che ci dice Sky Sport è che Højlund deciderà questa sera, nella rifinitura proprio finale, gli ultimi 10 minuti che vanno in campo per riscaldarsi, cazzi e mazzi. Staremo a vedere cosa è successo pure con Højlund. Io comunque vi lancio questa provocazione, visto che siamo arrivati a fine stagione praticamente senza attaccanti e dite quello che vi pare, ma Giovane non è una punta, ragazzi. Giovane è stato preso per giocare esterno, quindi non mi venite a dire no, ma Giovane può fare la punta. No, perché l'ha fatto mezza volta a Verona e non è che ha fatto chissà che Giovane prima punta. Quindi non mi venite a dire no, ma lui è stato preso perché deve giocare prima punta. No, a questo punto non era meglio tenerti Ambrosino e Lucca. A questo punto, cioè io non lo so, ma a questo punto ragazzi, a questo punto era meglio tenersi questi 2 ragazzi e puntare su di loro. È brutto dirlo, però Luca, con tutto che è un palo della luce, che è un palo della luce che tu lo metti lì davanti, ma a questo punto ti faceva rifiatare Højlund, cosa che tu non ti puoi più permettere perché non hai la punta, la vera e propria punta, non ce l'hai. Lukaku è morto, non sappiamo quando tornerà dal Belgio, se tornerà.
io ne dubito che torni il ragazzo, ma staremo a vedere. Io comunque vi ripeto, io questa sera non voglio gli astamma per Napoli Cremonese. Guardate, io mi sono portato già il kit, i microfoni, la luce per fare il video in macchina. Eventualmente un Napoli è aperto, facciamo fare una grattata perché non si sa mai, però io una grattata bella me la faccio, perché visto i tempi a Parma dovevi vincere, in casa con la Lazio la Lazio è facile, si batte facile la Lazio perché è in crisi nera, si vanno a pazzare la finale Coppa Italia. Questo per dirvi che Maurizio Sarri in questo momento con una squadra, lasciatemelo dire, del cazzo, perché la Lazio è stata distrutta da Lotito e il signor Maurizio Sarri sta facendo qualcosa di incredibile. Si parla tanto di Vincenzo Italiano in Italia, come gioca il Bologna, Vincenzo Italiano, e Sarri è sotto a un punto con mezza squadra, l'altra mezza squadra gli è stata venduta a gennaio. Quindi giusto per dirvi questo, vabbè, parliamo tanto di Vincenzo Italiano, il profeta del calcio italiano. Sarri è sotto con una squadra nettamente più debole a quella del Bologna. Attenzione, perché lo potrebbe anche superare a fine campionato, e io ne sono convinto che Sarri potrebbe anche superarlo a fine anno. Comunque, a parte questo, in questo momento siamo a pezzi, non riusciamo a fare un tiro in porta. Quindi vedete, io per questo vi dico, ma era così necessario dare via due attaccanti, gli unici due attaccanti di ruolo che tu avevi in questo momento. Per questo io vi dico, a questo punto, se voi mettete in discussione Antonio Conte, dobbiamo mettere in discussione anche Manna, perché voglio, io a questo punto Manna me lo metto in discussione, per forza ragazzi, per forza io Manna me lo metto in discussione, perché tu non puoi andarti a prendere giovane che non ha né capo né coda. Questo ragazzo, non salta l'uomo, non fanno passaggi decisivi, i movimenti ne sa fa. Chi è che ha messo in testa a Conte andiamoci a prendere giovane? Fatti esordire, tra l'altro fatti esordire senza nemmeno un allenamento nelle gambe, buttato in campo così. Cioè, vedi, è proprio tutto sbagliato, completamente tutto sbagliato. E io è questo che non riesco a concepire dal Napoli. Cosa vogliamo fare? Perché non diamo anche le colpe a Manna di questo mercato disastroso? Ora, oggi ho letto la notizia che Ngonge potrebbe ritornare addirittura al Napoli perché non verrà riscattato. Cioè ragazzi, qui il prossimo anno ti ritornano giocatori che tu dovevi vendere e non hai venduto, che ti sei ritrovato sul groppone. Lucca l'hai preso quest'anno e te lo devi rivendere e nessuno se lo ricomprerà. Hai attualmente sulle spalle Ngonge che poi ti ritornerà sul groppone. Cioè tanti giocatori. Lucca tornerà. Cioè ragazzi, non è semplice, non è semplice, Conte poi si sta trovando con quello che ha, ma perché? Perché è un allenatore che è cocciuto e ha fatto fuori a destra e a sinistra, ha fatto fuori tutti, ha fatto fuori Lucca, ha fatto fuori Ambrosino, ne ha fatti fuori tanti, ha fatto fuori Noah Lang. Cioè quindi di che stiamo parlando? Abbiamo fatto terra bruciata con i giocatori, ora che ti servono tu devi adattare giocatori nuovamente, sempre come sempre adattiamo giocatori nei ruoli che non sono propri. Ancora oggi a fine campionato, perché tu a gennaio non sei riuscito a prendere o a trattenere un attaccante perché non dagli minutaggio, e tu lo sapevi, che Lukaku non era al 100%, non sarebbe mai ritornato al 100%, ragazzi. Lo sapete anche voi che Lukaku non sarebbe mai tornato il Lukaku della passata stagione. La stagione di Lukaku, ragazzi, non è finita nell'amichevole precampionato, no, la stagione di chissà se è fottuto posta, ragazzi, ma va che mettiamo. La stagione di Lukaku è finita l'anno scorso dopo Napoli-Cagliari, dopo Napoli-Cagliari, lì è finita la stagione. Napoli vince lo scudetto, la stagione di Lukaku è finita lì, punto. È inutile girarci troppo intorno, ma è così, la stagione di Lukaku è finita lì, e tu già da lì lo dovevi mettere in vendita e ti dovevi adattare e trovare un altro attaccante. No, abbiamo aspettato prima che si rompesse Lukaku, consapevoli che Lukaku non avrebbe mai potuto fare una stagione come quella dell'anno scorso, perché poi l'età avanza, ha voglia di l'età avanza, come tutti i giocatori l'età avanza, il peso che ha Lukaku sulle spalle da portare è grandissimo,
si parla di più di 100 kg, ragazzi, non è semplice. Quei giocatori con quella stazza è difficile recuperarli al 100% e lo sappiamo. Comunque, detto questo, io mo provo a parcheggiare, se riesco a parcheggiare, ci faccio tutto il giro di Massa Marittima. Non mi dire che ho grattato, mi sa che ho grattato, non volevo essere ricero, ma mi sa che ho grattato sotto. E vabbè, sti cazzi, che vi devo dire. Comunque, fatemi sapere voi, qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo questa sera, come sempre, dopo lavoro, per parlare di Napoli-Cremonese, sperando che non siano gli assemme come la scorsa contro la Lazio. Sempre comunque forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Ciao, aiuto.